Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Ci siamo, tra poche ore si alza il sipario sul Brasile 2014. Il mondiale nel paese del football bailado. Se i britannici sono gli inventori del calcio, i brasiliani sono la poesia e la bellezza dello sport più pagato e popolare dell'universo. Grande attesa per gli azzurri, inseriti in un girone che comprende Inghilterra, Uruguay e la Cenerentola Costa Rica. Le premesse in casa Italia non promettono bene. Giocatori svogliati, scarichi dopo una stagione logorante e il clima equatoriale tropicale non è dalla nostra parte. La storia ha dimostrato che nei momenti più bui lo spirito azzurro emerge. Nel 2010 andò così. È una rifondazione secondo lei? La vedo dura così. Zero. Siccome sono bergamasco sono contento se vince l'Atalanta. Siccome abito a Udine sono contento se vince Udinese, ma tutto lì. Non ho mai visto un'Italia così povera di gioco, di volontà. Non seguo perché avevo altri interessi veramente. Ci vado a lavorare, dai. È un disastro, proprio la catastrofe, non un disastro. Decisamente, è proprio la pecora specorata. Abbiamo avuto un po' anche di sfortuna, ho malmessa la squadra. Ma dai, si è difeso abbastanza bene, va? Cosa devo dire? Più di così non posso dire. Abbiamo pareggiato le partite, più di così non si può fare. Si può dire una squadra d'oratorio, baruffa col pallone. Però non va. Si sa che l'italiano è un popolo di artisti, inventori, poeti, navigatori santi, ma soprattutto di commissari tecnici. Non resta che appellarci a Eupalla, la dea del calcio, colei che tutto può. Voglia di fare impresa in Friuli Venezia Giulia. Indira Fabbro, imprenditrice nonché team leader del gruppo su Facebook. Le sue parole. È un gruppo che è nato 1 anno e mezzo fa circa, e grazie alla collaborazione di imprenditori veneti e anche del Piemonte, per cui nel periodo in cui la crisi continuava ad avanzare, gli imprenditori veneti hanno iniziato a guardarsi attorno e a cercare delle alternative e hanno organizzato un viaggio in Carinzia dove hanno fatto visita e da lì è nato il gruppo L'Erba del Vicino. Non è bene spontanea, ma questa voglia poi si riesce a metterla in pratica in Friuli? Abbiamo moltissime associazioni di categoria e persone che possono aiutare i giovani imprenditori a creare e a fare impresa. Molto probabilmente i canali di informazione non arrivano così velocemente in un periodo di crisi come questo. Quindi noi non vogliamo assolutamente sostituirci alle associazioni o a chi deve dare le informazioni direttamente alle imprese. Vogliamo semplicemente dare degli spunti. Questo anche per non fare una cosa, diciamo, monotona e cercare di attirare. Mi permetta, si può fare. Sì, sicuramente quando c'è la voglia di fare impresa tutto è possibile.
Progetto NutriArt per la prevenzione delle malattie cardiovascolari coinvolge il Friuli Venezia Giulia con una ricerca molto ampia e strutturata e altri partner ovviamente. Quali le prospettive e cosa è stato realizzato fino ad ora? Le prospettive di questo progetto, che appunto si chiama NutriArt, mirano a ridurre le malattie cardiovascolari agendo prevalentemente sulla prevenzione. Quindi non è un approccio clinico, ma è un approccio di tipo preventivo, quindi identificazione delle componente genetica e di rischio per determinati cittadini, per determinati individui di avere malattie cardiovascolari e percorsi dietetici personalizzati al fine di prevenire la suscettibilità o l'insorgenza di queste patologie. Sono state identificate delle varianti genetiche del DNA mediante analisi del DNA che permettono di identificare individui che sono maggiormente esposti, quindi maggiormente a rischio di malattie cardiovascolari da una parte. Dall'altra parte abbiamo messo a punto dei protocolli alimentari, quindi identificato le diete personalizzate in funzione appunto di questa predisposizione genetica che mirano appunto a prevenire patologie cardiovascolari. Assieme a questi percorsi alimentari basati anche sulle preferenze alimentari, non dimentichiamo, quindi la personalizzazione non riguarda esclusivamente la somministrazione di certi principi nutritivi o evitare l'assunzione di altri principi nutritivi, ma anche di rispettare i gusti e le preferenze alimentari del consumatore. Ecco, accanto a questi percorsi alimentari abbiamo anche identificato dei composti particolari, composti bioattivi di origine vegetale, con una fortissima azione antiossidante e antinfiammatoria che possono coadiuvare appunto la progressione di queste patologie cardiovascolari. È un progetto finanziato tramite la Regione a livello di Unione Europea? È un progetto finanziato dalla Regione, anche con fondi strutturali dell'Unione Europea, coinvolge sia partner pubblici che partner privati, l'Università degli Studi di Trieste, il CBM di Basovizza, Cluster Premio Medicina Molecolare, il Burlo Garofalo di Trieste e poi Friuli Innovazione, Parco Scientifico Area Science Park e poi delle aziende private che sono quelle che poi porteranno questi risultati di ricerca e di sviluppo direttamente sul mercato, sperando anche di aumentare, visto che è molto di attualità questo tema, l'occupazione proprio nella regione Friuli Venezia Giulia. Parco del Torre, nello specifico si parla di regolamentazione per quanto concerne la caccia, c'è una parte di cittadini che richiede di avere maggiore sicurezza, invece i cacciatori e il comune d'altro canto dicono che stanno comunque seguendo la legge. Adesso per il futuro come trovare un punto in comune? Le faccio una considerazione, le persone che sono decedute per il morso da zecca in Friuli sono più che tripli rispetto ai decessi provocati dall'esercizio dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale. I decessi per morso da cane in tutta Italia sono la metà dei decessi che in tutta Italia accadono in un anno per l'esercizio dell'attività venatoria. Nessuno si sognerebbe di non tenere un cane perché c'è questo elemento di pericolosità. Spesso le persone si preoccupano perché vedono una persona con un fucile e quindi ritengono che di per sé quella presenza con quell'arma sia una fonte di pericolo. E in realtà non è così. Se non sono incensurati i cacciatori non vanno più a caccia perché gli viene revocato il porto d'armi. Se non rispettano quelle regole che sono delle regole di sicurezza poste dal legislatore, quindi le distanze rispetto alle persone, le distanze rispetto ai veicoli in movimento, le distanze rispetto alle case, le distanze rispetto alle strade o comunque ai punti di gioco o di movimentazione delle macchine agricole, rischiano la revoca del porto d'armi. Lei auspica però un intervento da parte della Regione per normare ulteriormente? Viviamo in un paese in cui uno dei problemi fondamentali della sua ingessatura è l'ipernormazione. Spesso abbiamo fatto leggi per correre dietro ad una contingenza che era la contingenza di pochi e abbiamo complicato la vita ai molti. E questo tipo di errore sotto il profilo legislativo l'abbiamo commesso da decine d'anni, per cui adesso ci troviamo con un compendio di leggi che è talmente elevato da rendere praticamente impossibile per l'utente di conformarsi con consapevolezza a tutte quelle leggi. Quindi le leggi già ci sono le leggi che consentono, come le dicevo, di andare a caccia in determinate zone, che lo vietano in altre per ragioni di sicurezza che sono state già individuate dal legislatore. E sono tante queste norme, sono già tante, quindi non credo proprio che l'intervento legislativo sia uno degli elementi indispensabili.
Si riscrivono le regole per Friuli Doc edizione numero 20, si ritorna al 95, Assessore Venanzi, nel senso che si vuol dare una dignità maggiore a questo Friuli Doc per degustare i nostri prodotti del Friuli Venezia Giulia, e quindi ecco, su tutto questo avete pensato il vostro regolamento. Ma fondamentalmente abbiamo voluto dare una connotazione un po' diversa al Friuli Doc, riportandolo, come appunto si diceva adesso, ai valori fondanti del 95, quindi favorire la promozione enogastronomica, la nostra terra, la nostra cultura, i nostri prodotti che ci rendono eccellenti appunto in Europa in generale. Quindi abbiamo voluto riportarla ai valori fondanti, favorendo per esempio la tartina e il bicchiere di vino, favorendo un menù degustazione ove possibile per garantire una maggiore fruibilità e mobilità all'interno della manifestazione, regole più chiare per i partecipanti che non cambiano le tipologie ma cambiano appunto i tempi e le modalità e le condizioni di partecipazione, perché deve prevalere un criterio di uniformità, levando, spogliando l'aspetto il più possibile di sagra sui quali tutti noi cittadini udinesi scherziamo, ma che in realtà penalizza la manifestazione, perché l'attrattività è sinonimo appunto di qualità. Quindi meno cacciara, più qualità e più cose nostre, insomma. La cacciara è data dal numero di persone, a noi non interessa aumentare il numero, ma interessa che qualitativamente le persone che partecipano siano diverse. Per essere chiari, non ci interessano i ragazzini che arrivano da casa con le bottiglie, ma ci interessa per esempio l'austriaco che viene a dormire in città e ad apprezzare appunto il nostro territorio. Questa è la mission che ci stiamo dando, bacchette magiche non ne abbiamo, però il punto di partenza è chiaro. Ecco, avrete tutte le piazze a disposizione, però mi pare. Sì, tutte le piazze chiaramente saranno utilizzate, i luoghi non cambieranno, ma il layout cambierà, ma non posso anticipare nulla. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.